Un carnevale ponte tra questa edizione digitale del 2021 e la prossima, quella della rinascita dopo la pandemia, che si aprirà ufficialmente a Venezia il 12 febbraio del prossimo anno. Mai, come stavolta, Venezia, la società del comune che si occupa degli eventi, ha voluto puntare su questo concetto. Di missione compiuta ha parlato invece il sindaco Luigi Brugnaro, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato. Per un'edizione unica nel suo genere, ha detto il primo cittadino, la cosa più importante era però far capire al mondo e a chi ama la nostra città e il carnevale in particolare che Venezia è viva ed è pronta a ripartire proprio dalle sue tradizioni e dall'innovazione. Da Cavendramin Calergi, sede del Casino di Venezia e cuore del carnevale digitale, Fabrizio Doria, direttore degli eventi di Vega, ha commentato. Qui siamo a Cavendramin Calergi, da cui abbiamo fatto 8 giornate di trasmissione per rimanere in contatto con il pubblico del carnevale. Ci siamo collegati con le stanze virtuali, veri e propri spazi dove bambini, teenager, ma anche i grandi con la maschera più bella hanno interagito con i nostri artisti. Da qui abbiamo trasmesso oltre 50 pillole, storie del carnevale girate appositamente con il coinvolgimento di atelier e di maschereri e presentando il meglio di questa città. Tra gli eventi principali trasmessi in streaming anche la Festa delle Marie. Abbiamo anche letto la Maria vincitrice dell'edizione 2020-21, Mara Stefanuto, che donerà dal campanile il 20 febbraio 2022,